Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Ancora gli incendi che tengono banco nella nostra regione. Brucia il Carso, ma brucia anche la zona del Travisiano, Resia, che tiene con il fiato sospeso tutti. Protezione civile, vigili del fuoco, personale addetta allo spegnimento proprio dei roghi. Tanti volontari che stanno operando, si sta cercando di tornare lentamente alla normalità e sono in corso le operazioni di bonifica proprio dei territori che hanno preso fuoco a partire da martedì, il cosiddetto mezzogiorno di fuoco. E pensate che la notte scorsa sono state oltre 300 le persone evacuate da alcuni comuni del Carso, soprattutto nel comune di Savogna di Sonzo. I particolari in questo primo servizio d'apertura. La bora soffiata in nottata meno forte di quanto si prevedesse, la pioggia caduta e il lavoro di circa 1000 vigili del fuoco sloveni hanno impedito che l'incendio sul Carso sloveno si propagasse anche in Italia. È il bilancio dell'ennesima difficile notte da quando si è sviluppato l'incendio sul Carso triestino, martedì. Ieri sera, quando si è capito che era in arrivo bora dalla Slovenia, si è temuto che l'incendio potesse raggiungere l'Italia. Sono state fatte evacuare 300 persone da frazioni di Savogna di Sonzo dopo aver allestito strutture di accoglienza. Nella notte molti hanno trovato sistemazione autonoma. Rientrato l'allarme, come ha fatto sapere il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, le persone sono state fatte rientrare in casa. Tira il fiato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile e alla salute Riccardo Riccardi. Mi pare che sia andato tutto sommato bene, vedremo oggi, siamo al lavoro. I velivoli di soccorso si sono alzati in volo da ore, 2 Canadair e 2 elicotteri. A terra continuano operazioni di spegnimento e bonifica del terreno. In tutta l'area tra Italia e Slovenia è piovuto ma non in maniera intensa e per un breve periodo. In Varresia stamani sono riprese le operazioni di spegnimento e stanno operando un Canadair e un elicottero. In Slovenia oltre 1000 vigili del fuoco e circa 260 forestali sono ancora al lavoro ma il fuoco non è ancora spento. A sostegno ci sono elicotteri, un velivolo militare e un Canadair. Dispiegati anche 130 militari. Oggi sono attesi rinforzi di vigili del fuoco da tutta la Slovenia. Situazione in evoluzione, come si diceva, attesi rinforzi, vigili del fuoco. Allora noi dovremmo avere in collegamento telefonico Valmore Venturini, un funzionario del comando provinciale di Udine. Valmore, ci sente? Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, allora un aggiornamento sulle condizioni dell'incendio che sta purtroppo da giorni devastando la nostra regione. Che previsioni avete per le prossime ore, soprattutto per la giornata di domani? Diciamo, noi stiamo operando come comando di Udine su in Val di Resia, è l'unico focolaio, l'unico incendio che è ancora attivo. Durante la notte ci sono state delle piogge che sono state sicuramente provvidenziali ma non hanno ancora risolto la situazione. Al momento noi operiamo con 2 squadre del distaccamento di Tolmezzo e di Gemona del Friuli. Siamo in raddoppio turno, quindi i colleghi operano con turni di 24 ore. E per quanto riguarda i mezzi aerei stanno operando 2 Canadair e un elicottero della protezione civile. Le temperature si sono innalzate ovviamente e questo non aiuta, e andremo avanti con il monitoraggio tutta la notte e presumibilmente anche nella giornata di domani. Credo che domani poi si farà il punto sulla situazione per capire quale sarà l'evoluzione. Grazie allora al funzionario dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine, Valmore Venturini. Ci sentiremo nei prossimi appuntamenti. Intanto da mercoledì la Valle Resia alle prese con l'emergenza incendi. La situazione ora è sotto controllo, ma sono ancora tanti i disagi per gli abitanti della zona. Sentiamo allora il sindaco di Resia, Anna Micelli, una volontaria della protezione civile. Entrambi chiedono di portare pazienza. È una realtà in evoluzione, quindi la parola d'ordine di oggi per me, anche e soprattutto per i miei cittadini, è stata pazienza, pazienza e pazienza, perché di fatto l'incendio si è sviluppato per il primo chilometro e mezzo, sì è vero, è stato realizzato un bypass, su quel tratto di strada dovranno essere realizzate delle opere paramassi importanti, per 2 settimane poi insomma i lavori dovranno essere effettuati in questo senso. Noi abbiamo avuto 3 situazioni di persone che hanno avuto la necessità di un'assistenza sanitaria e abbiamo dovuto gestirla con una viabilità compromessa. Pertanto anche a questi soccorritori del 118 va dato merito sempre, ma anche in queste condizioni, per riuscire a dare un supporto a persone che stavano male, che poi sono state ricoverate. Le situazioni sono diverse e in continuo cambiamento e in continua evoluzione.
C'è il fronte dell'incendio che comunque avanza e al momento è abbastanza controllato, ma comunque ha interessato anche in quota una zona delle seconde case, degli stavoli dei concittadini resiani, per cui siamo attivi lì con la squadra di antincendio boschivo per appunto arginare e confinare la prima linea, insomma, del fuoco, e siamo attivi anche sulla logistica per garantire il servizio di presidio e di scorta per le emergenze e le urgenze appunto per riuscire ad uscire dalla valle attraverso la strada provinciale 42. Restiamo a Resia, ma ci trasferiamo nella frazione di San Giorgio, dove gli abitanti si stanno quasi abituando a questa situazione di disagio e il bar diventa un punto di ritrovo e di riferimento importante per aiutarsi e soprattutto affrontare questo particolare momento. Come vivono i residenti queste giornate qua a Resia? È chiaro che chi va a lavorare perderà qualche giornata di lavoro, gli imprenditori qui avranno meno gente che arriva da fuori, ma insomma sono cose che possono succedere, non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. Dispiace proprio per l'evento perché chiaramente crea dei danni dal punto di vista paesaggistico, naturale, faunistico e tutto. I giovani come la vivono questa situazione di emergenza, una situazione particolare per voi? È abbastanza critica anche perché il fatto che non ci si può spostare dalla valle, sì, ci sono fastidi anche con i negozi, le scorte non riescono ad arrivare, è un po' difficile viverla in questo momento. Io sono qua da mercoledì in valle, sono rientrato a piedi perché purtroppo non riusciamo ad andare via, e per cui adesso vedremo cosa succede con questo bypass. E materialmente siamo anche appunto senza lavoro, domani dovremo per andare a lavorare andare a piedi e vedremo. La situazione è problematica anche per i turisti, voi siete francesi, come la state vivendo? Ma non possiamo fare molte cose, restiamo qui e va bene, andiamo al fiume, passiamo il tempo e va bene. Nell'emergenza siamo riusciti a festeggiare il battesimo di Emily. Sì, nell'emergenza anche qualcosa di bello. Sì, abbiamo festeggiato il battesimo di Emily. Siete riusciti a organizzare tutto nonostante le difficoltà? Sì, siamo riusciti a organizzare tutto, ecco, sì. E questa è la chiosa positiva. Una nottata invece è quella appena trascorsa che difficilmente scorderanno gli oltre 300 abitanti di San Michele e Gabria, frazione di Savogna di Sonzo, che con le fiamme che lambivano di fatto le loro abitazioni sono stati fatti evacuare. Questa mattina passata l'emergenza sono potuti rincasare. Allora noi ci siamo trasferiti con le nostre telecamere e il microfono proprio a Savogna e nelle sue frazioni. Sentiamo. Abbiamo trascorso una notte particolare, sicuramente inaspettata. Il prefetto di Gorizia ha allertato il sindaco di Savogna di Sonza, il quale ha fatto subito un'ordinanza di evacuazione. Fino alle 2 di notte abbiamo evacuato tutto il paese. 350 persone circa? Ma diciamo circa 120-130 nel paese di Gabria e rimanenti San Michele, chiaramente. Ecco. È la prima volta immagino che succede. Non è mai successo, io sono nato qui, sono 60 anni abbondanti che vivo qui nel paese di Gabria, di cui sono il presidente del circo culturale. Non è mai successo. Dopo l'ordinanza del comune e del sindaco ci siamo trasferiti dalla suocera a Sant'Andrea alle porte di Gorizia, abbiamo dormito lì, la mia famiglia, mia mamma, insomma niente di tale. Ecco, stamattina siamo rientrati e siamo sempre allerta, chiaramente perché potrebbe esserci un'ulteriore richiesta di sgombero, ecco, speriamo bene. Devo dire che tutti i cittadini si sono comportati benissimo, hanno capito la situazione, qualche anziano magari era già in casa, ha preso un po' così, un po' di preoccupazione ovviamente, ma con l'aiuto dei cittadini insomma è andato tutto per il verso giusto. Un ringraziamento ovviamente qua va alla protezione civile non solo nostra di Savogna di Sonzo, ma anche di Gorizia, di tutti i volontari che hanno dato una mano, hanno allestito un campo base veramente, un batter d'occhio. Funziona molto benissimo la protezione civile, devo fare veramente i miei complimenti. Voltiamo pagina, un tuffo da 6 metri poteva costare caro ad una ragazza che è finita per sbattere violentemente la testa, arachide, cervicale e torace
in un punto in cui l'acqua è particolarmente bassa. L'episodio si è verificato quest'oggi, poco prima delle 13, in un punto del torrente Palara. Siamo nel comune di Trasaghi, su un'area difficile da raggiungere ma molto frequentata durante il periodo estivo. La ragazza, dopo aver raggiunto la cima della parete rocciosa, si è lanciata da un'altezza di 6 metri. Non aveva tuttavia fatto i conti con la presenza di poca acqua nel tratto del torrente. A soccorrere è stato personale del 118 che ha raggiunto il luogo con un'ambulanza. La ragazza ha riportato diversi traumi ed è stata quindi accompagnata all'ospedale di Tolmezzo. Si arrampica sull'albero per recuperare la palla dei figli, finita tra i rami, perde l'equilibrio e cade a terra da un'altezza di 3 metri. Momenti di paura oggi pomeriggio alle 14:30 nell'area picnic di Barcis per le condizioni di un cittadino marocchino di 45 anni che, dopo aver battuto la testa, ha perso i sensi, salvo poi riprendersi poco dopo. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Pordenone, ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della stazione di Cimolais. Intanto i vigili del fuoco di Pordenone, coadiuvati da quelli volontari di Sacile, sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15 all'interno di un allevamento ittico di Porcia per l'incendio di un silo contenente mangime. Il tempestivo intervento dei pompieri, giunti anche con l'autoscala e l'autobotte, è valso ad evitare il propagarsi delle fiamme e al contenimento dei danni all'impianto. L'estate richiama il desiderio di viaggiare. Sono tanti i cittadini che in questo periodo lasciano le proprie case per dirigersi verso le principali mete turistiche. La Polizia di Stato durante il periodo estivo è impegnata a garantire la sicurezza non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio ma anche attraverso l'intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori. Occorre anche da parte dei cittadini adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni. Vediamo allora i suggerimenti del caso. È arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso dando tutte le mandate. Se presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione a costi contenuti delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza a un vicino di casa, al quale chiedere anche di ritirare la posta in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di scrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo. Se tornando a casa trovate la porta socchiusa e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare, ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati in Friuli Venezia Giulia 1129 nuovi contagi da Covid-19 su 5.541 tra tamponi molecolari e antigenici processati. Sono 7 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, 296 quelle ospitate in altri reparti. 2 decessi, uno avvenuto e registrato in provincia di Udine e uno invece in provincia di Trieste. Chiudiamo con la cultura, presentata a Cividale la 31esima edizione di Mittelfest. Allora sentiamo il servizio del collega Mattiussi. Con il premio alla carriera Adelaide Ristori ad Ariella Reggio, attrice ed imprenditrice di teatro triestina, grande interprete del teatro italiano, la chiesa di San Francesco di Cividale ha fatto da scenario all'anteprima di Mittelfest, 31esimo festival internazionale e multidisciplinare che sino a domenica 31 luglio trasformerà la cittadina longobarda in unico grande palcoscenico con 28 spettacoli di 15 paesi selezionati dal direttore artistico Giacomo Pedini, fra i quali 20 prime assolute o nazionali e 10 produzioni e coproduzioni che uniscono diversi linguaggi fornendo spunti di riflessione sull'attualità. Imprevisti, titolo dell'edizione 2022, si propone infatti di leggere il presente partendo da radici che si ancorano agli aspetti meno evidenti della storia per guardare al domani e alle sue potenzialità sia umane che tecnologiche. E la serata del premio Ristori ha pure offerto l'occasione di presentare Mittelbabel, progetto di archivio digitale del festival ideato dal giornalista Roberto Canzian a richiamare la Torre di Babele e le tante lingue che hanno attraversato Mittelfest in 3 decenni. Le lingue della prosa, musica, danza, poesia, marionette e teatro di figura, ma anche le decine di lingue europee, ma non solo, con cui si sono espressi gli artisti ospiti. Triestina di origine, Ariella Reggio ha vissuto a Londra con i primi anni trascorsi come speaker della BBC per i corsi di italiano ai quali hanno fatto seguito quelli dell'avvicendamento
al Teatro Internazionale e dai grandi interpreti d'oltremanica. Nel 1976, dopo essere stata attrice del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Ariella ha fondato a Trieste la Contrada, compagnia di teatro popolare che intendeva offrirsi come alternativa a quello stabile e che continua ad avere grande successo. Fra gli appuntamenti della giornata inaugurale, al Teatro Ristori è andato in scena in prima assoluta La singolarità di Schwarzschild, pièce centrata sulla figura di Albert Einstein e del collega Karl Schwarzschild, che descrive l'universo delle falle dilaniato dalla Grande Guerra, laddove oggi confinano Ucraina e Bielorussia, con l'attrice ed acrobata Luna Betelli ed il violoncellista Michele Marco Rossi. Era questa la nostra ultimissima notizia, grazie come sempre per la cordiale e affettuosa attenzione che ci mostrate. Un buon proseguimento di serata con la programmazione di Telefriuli.